Torna la magia del futsal al Pala Wagner di Mascalucia. Gentili spettatori del canale YouTube della divisione, buon pomeriggio per assistere alla prima gara del campionato di Serie A2 Elite Girone B. Via! Comincia qui. D'Arrigo prova la battuta, lo trova con Picco, con il numero 5. Danilo Longo prova il diagonale che si era reso pericolosissimo. Tosto chiuso da Sosa in ripartenza. Arriva Di Matteo, grande giocata che trova Douglas, gli rubano il pallone, attenzione, giocata ed è gol. 10:49, segna Nicolodi. Tosto, battaglia Tosto, palla che arriva a Danilo Longo, smanaccia ed è il gol, il solito Danilo Longo firma il pareggio. 8:46. Ecco per Marlon prova la bomba. 1-1, termina qui. Viene respinto da D'Arrigo. Nicolodi arriva. Buon momento quello del Sulmona in questo momento, che sta cercando di mettere in difficoltà il Mascalucia. E Sosa bravo a tirare, passò il pallone, sradica il pallone dai piedi di Villa, ancora D'Arrigo aspetta Tosto, invece arriva Cosano si muove, grande tiro di Cosano, Berardi in tuffo, reclamano un fallo laterale i giocatori del Mascalucia, l'arbitro fa proseguire, intanto Villa serve Picco. 2-1, che gol da parte di Picco servito da Villa. 2-1 per il Sulmona Futsal. Lanciare Danilo Longo, bella la giocata, sfiora il gol, palla a Nicolodi che tenta il tiro e fa 3-1. Nicolodi 3-1, 8 minuti e 11. Quando mancano 7 minuti cerca il fallo, l'arbitro fa giocare. Beh, ancora Patricielli a rubare palla a Cosano, attenzione, 4-1 di Matteo. Patricielli bravo a rubare il pallone a Cosano e Di Matteo sigla il quarto gol. Arriva anche il quinto gol da parte di Nicolodi. Quinto gol di Nicolodi a 3 minuti e 11, un 1-2. Si chiude qua il primo match del Pala Wagner. Ricordiamo Mascalucia calcio 5, 1 Sulmona Futsal 5. Grazie per averci fatto compagnia in questa prima giornata del campionato di A2 Elite.